adoriamo al Signore con gioia, con tutta la forza, con le mani.
te in questa sera. Vogliamo alzare una lode, Padre, perché tu merita il nostro migliore. Tu merita il nostro migliore, Padre. La nostra forza parte da te. Tu sei la nostra arma. Tu sei la nostra melodia. Tu sei la nostra forza. Soccorso presente nell'angoscia.
L'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Cielo si oscurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella l'amore si alzò, dalla morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, dalla morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo.
risuscitò in gloria. Ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in Ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Se Egli viene, Ti aspettiamo. noi ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Maranata, Ti aspettiamo. Maranata. Noi ti aspettiamo e cantiamo Maranata, Maranata finché tu ritorni. Noi clamiamo Maranata, ora vieni Signore Gesù. Brevi vieni con potere e gloria. In breve vieni con potere e gloria. Ansiosamente ti aspettiamo, ti aspettiamo. Alleluia. Siamo qui, Signore, per innalzare un alleluia sopra tutti i nostri problemi. Siamo qua per dichiarare Maranata affinché tu ritorni, e siamo qui per ingrandire la tua santità. Che tu possa scendere su questo luogo, Signore, portare il tuo Santo Spirito, il tuo fuoco. Santo Spirito. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce
C'era in festa. Santo, 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 santo. Santo, santo, alleluia. Solo tu sei santo, santo, santo. La tua presenza è reale. La tua presenza è reale. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo è il nostro Dio. È Lui che è degno di ricevere questa adorazione che noi oggi stiamo portando a Lui. E Lui è degno di ricevere il meglio che noi possiamo dargli. Il mio desiderio è che ognuno di noi oggi possa lasciare fuori da questa porta ogni ansietà, ogni afflizione, che sono sicuro che come me anche te stai passando, ma in questo luogo noi dobbiamo donarci totalmente a Dio. Noi dobbiamo scioglierci davanti a Lui, romperci alla Sua presenza, perché Lui è santo e merita questo. Merita che noi non veniamo in questo luogo con i problemi del giorno prima o della settimana dopo. Lui merita che noi veniamo in questo luogo con un unico desiderio, con un unico obiettivo: adorare Lui. Lui che è santo, Lui che è il nostro Signore, Lui che è il nostro Salvatore, Lui che ha dato ciò che aveva di più prezioso per me e per te. Lui che ha dato suo figlio sulla croce per noi. Lui che ha sofferto la persecuzione. Lui che ha sofferto il dolore, Lui che ha sofferto la morte per noi. E noi dobbiamo venire qua con questo desiderio: adorare Lui, dando a Lui il nostro meglio. E io voglio invitarti ancora una volta a intonare questo santo a Dio, ma voglio che tu possa cantare lasciando al di fuori di questo luogo ogni tua preoccupazione. Canta a Lui, adora Lui in questo momento, dichiara che Lui è santo, santo, santo e fallo come se questa fosse la cosa più intenzionale che potessi fare questa sera. Non sei venuto qua soltanto per stare con i tuoi amici, con i tuoi fratelli. Non sei venuto qua soltanto per passare un sabato sera in chiesa perché i cristiani devono andare in chiesa. Tu sei venuto qua con questo obiettivo: adorare l'Eterno. Se è per questo che sei venuto, se è veramente questo il tuo desiderio, in questo momento dimentica tutto quello che occupa la tua mente, lascia fuori tutto quello che turba il tuo cuore e adora Lui. Innalza a Lui questo santo e dichiara: santo sei, Signore mio, santo sei sulla mia vita, santo sei sulla mia casa, santo sei sulla mia famiglia, santo sei su ogni mio giorno, santo sei sul mio ieri, sul mio oggi e sul mio domani. Santo sei perché un giorno mi hai redento, santo sei perché un giorno hai preso il mio posto su quella croce. Tu sei santo e sempre lo sarai nella mia vita. Comincia a dichiarare questo a Dio, innalza a Lui un santo come solo Lui merita e comincia a cantare: santo, 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 santo. Alza le tue mani, fai ciò che meglio puoi per adorare Lui, per fargli ricevere in questo momento la tua migliore adorazione. Facciamo sentire a Dio che qua c'è una chiesa che lo ama e che lo adora. santo, santo.
fare un grande applauso al nostro Signore, a colui che è santo, a colui che merita, al Re, al Salvatore della nostra vita. Sediate. Vorrei fare una presentazione. Oggi abbiamo qua con noi per essere presentato davanti al Signore il nostro piccolo Vincenzo, che io voglio invitare qua insieme alla sua famiglia. Vi ho chiesto di rimanere insieme perché tra poco faremo tutti quanti una preghiera per Vincenzo. Siete d'accordo con me? Amen. Amen. Come sapete, noi come Chiesa non abbiamo questa usanza, questa abitudine di battezzare i bambini appena nati. Questa è una cosa che facciamo ai bambini un po' più cresciuti o agli adulti, quando decidono nel loro cuore di consegnarsi veramente a Dio. Ma la parola di Dio ci insegna di presentare i nostri piccoli davanti alla Chiesa e davanti a Dio. E è questo quello che noi vogliamo fare oggi con Vincenzo. Questo è il certificato con il quale dichiariamo che Vincenzo è stato presentato davanti a Dio e alla Chiesa, e su questo certificato c'è un versetto, Luca capitolo 2 versetto 40, che dice così: e il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Questo versetto ci parla di Gesù e di come lui cresceva alla presenza di Dio, ma non è diverso per i nostri figli. Vi chiedo scusa se vi do le spalle, ma questo è un messaggio per i genitori, per i padrini, perché se i nostri figli possono crescere, possono fortificarsi, possono essere pieni di sapienza e essere pieni della grazia di Dio, è qualcosa che dipende da noi. Siamo noi che dobbiamo educarli su questa strada. Proverbi capitolo 22 versetto 6 ci dice di insegnare al nostro figlio come camminare, e anche da grande non se ne dimenticherà. Questo è un compito che aspetta a noi, è un compito che aspetta a te, Guglielmo, come papà, farlo crescere come un uomo forte, è un uomo che sappia camminare su questa via. È un compito che aspetta a te, Gesi, come mamma, perché sarai tu che dovrai accudirlo in ogni suo momento. È un compito che aspetta anche a voi come padrini di questo bambino, perché anche voi dovrete saperlo consigliare, dovrete saperlo accompagnarlo in questa sua camminata, fortificare i loro genitori quando ne avranno bisogno, essere delle spalle anche per loro. Vincenzo non crescerà da solo, avrà bisogno di qualcuno che è insieme a lui. Dio lo proteggerà e noi pregheremo adesso per questo, ma la mano che lui prenderà sarà sempre la vostra. Sappiamo che nei primi anni di vita sarà lui a guidarvi, diciamo che siamo noi a guidare i nostri bambini, poi scopriamo che sono i bambini che ci prendono per mano e ci portano, ma la nostra mano dovrà sempre essere abbastanza forte da fermarlo quando andrà dove non deve andare e da condurlo sulla via che il Signore ci ha insegnato che dobbiamo prendere. Amen. Possiamo pregare in questo momento per Vincenzo? Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita di questo tuo piccolo figlio. Sappiamo, Signore, quante prove ha già passato e sappiamo che è un guerriero che tu stai facendo crescere alla tua presenza. Ti chiediamo, Signore, di benedirlo, di fortificarlo, di farlo crescere, Signore, in sapienza e in grazia davanti a te. Ti chiediamo, Signore, che ogni suo passo
possa essere guardato da te, protetto da te, conservato da te. Che Signore il tuo Spirito lo accompagni in ogni sua via, che possa crescere alla tua presenza e alla presenza degli uomini, essendo un punto di riferimento per la sua generazione. Ti preghiamo, Signore, anche per i suoi genitori, perché, Signore, tu possa dargli ogni giorno la capacità di guidarlo, che ogni giorno tu sappia dargli la saggezza, la mansuetudine, la grazia per essere genitori che compiono la tua volontà nella vita del tuo piccolo Vincenzo. Per questo noi ti preghiamo, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso per Vincenzo. Amen. Amen. Sappiamo che abbiamo già fatto la presentazione di Pedro diverso tempo fa, era ancora dicembre, ma vorrei che potessero salire Junior, Giussi e Pedro, perché anche a loro vogliamo consegnare questo certificato che il loro figlio è stato presentato davanti a Dio e alla Chiesa. Oggi non pregheremo perché Pedro sia presentato, è già stato, guardate che grande, che capelli che ha, più capelli di suo papà. Ma vogliamo pregare perché come Chiesa molti di voi sanno che per tanto tempo abbiamo pregato e stiamo pregando per lui. È stato al centro delle preghiere dei gruppi degli uomini, del gruppo delle donne, del gruppo di preghiera della Chiesa con le missionarie della Chiesa, perché anche lui come Vincenzo ha passato per molte sfide, per molte lotte nei suoi primi mesi di vita, ma oggi è qua forte, è qua pieno di vita, come potete vedere, oltre che pieno di capelli, e noi vogliamo pregare perché Dio possa continuare quest'opera nella sua vita. Sappiamo che ancora non è finita questa guarigione, ma la guarigione è già arrivata. Noi crediamo questo per fede e in questo momento pregheremo e profetizzeremo questo nel nome di Gesù. Amen. Ti chiedo di pregare insieme a me. Preghiamo per Pedro, preghiamo perché Dio possa completare l'opera. La Bibbia stessa ci promette questo. Dio completerà la buona opera che ha cominciato in noi e sono certo che quest'opera sta per essere completata. Amen. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te anche il piccolo Pedro. Signore, tu hai già sentito questa Chiesa innalzare clamori e preghiere per lui e per la sua casa. Ma in questo momento, Signore, ancora una volta ti vogliamo chiedere, Padre, che il tuo Spirito, che la tua misericordia e la tua grazia possano riempire questa casa e possano attraversare il corpo di questo bambino. Che ogni guarigione, Signore, che tu devi compiere, venga a compierla rapidamente. Che presto, Signore, i medici possano trovare, Signore, la guarigione giusta, che presto possa finire questa perturbazione nella loro casa, che presto possano glorificare te, dando ancora una volta una testimonianza di quanto tu sei buono e santo in eterno. Nel nome di Gesù, Signore, ti chiediamo di benedire questa casa, portando sollievo, portando forza e coraggio, portando guarigione, portando la tua benedizione in mezzo a loro. Per questo questa sera noi ti preghiamo uniti come Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dobbiamo fare anche gli avvisi, ma prima degli avvisi, visto che siete in piedi, possiamo fare il momento delle decime, delle offerte. Tu che hai portato la tua offerta, tu che hai portato la tua decima, la tua primizia, in questo momento sei benvenuto a portarla alla casa del Signore. Là dietro ci sarà anche la nostra sorella Dieula col POS, se vuoi fare la tua offerta in questo modo, con la carta, per comodità. Ci sono anche le buste di missioni, carnet missionari, se vuoi fare un'offerta per le nostre opere missionarie. Altrimenti, se vuoi consegnare la tua offerta alla Chiesa, puoi farlo
qua, là dietro, col Liban, come vuoi, come preferisci. Quello che senti nel tuo cuore di portare questa sera alla casa del Signore, sono sicuro che è il meglio che Dio ti ha chiesto di dargli. Allora porta questo, porta il meglio che Dio ti ha chiesto di dare questa sera. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento per ogni decima, per ogni offerta, ti preghiamo Signore per ogni forma di adorazione che in questo momento, in questo modo portiamo alla tua casa. Benedicile, consacrale Signore, che possano salire a te come un profumo di odore soave a te gradito. Benedici così la tua Chiesa attraverso queste offerte, attraverso queste decime, e benedici attraverso di queste ogni casa qua rappresentata. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, voglio dare un po' di avvisi per questa settimana, prima di passare al momento della parola. Ok, migliorato un po', sì, dai. Un po', potrebbe migliorare ancora. Sentite microfonia? No, ok. Bene, cominciando da domani, Tè delle donne. Domani tutte le donne sono invitate dalle 4 del pomeriggio. Tutte le donne, voi invitate qualche altra donna a partecipare. Sarà un momento speciale per voi, sarà un momento meraviglioso. Non perdetevi questa giornata intitolata Grazie, del nostro ministero delle donne Be Brave, le donne coraggiose della nostra Chiesa. Mercoledì abbiamo i nostri culti in casa. Se ancora non stai partecipando di uno in casa, non perdere questa occasione, questa sera, di entrare in contatto con uno dei nostri leader dell'in casa per cominciare a partecipare a questi culti, a questi incontri che facciamo ogni 2 settimane, il mercoledì sera. Sono incontri in cui possiamo veramente vivere l'unità in Cristo, sono incontri in cui possiamo essere edificati, ma allo stesso tempo edificare la vita degli altri. Quindi non perdete questi incontri in casa che saranno questo mercoledì. Amen. Chi qua non partecipa già a un in casa? Chi non partecipa alza la mano.
Attenzione, c'ho solo una mano alzata, ma non vi ho visti tutti lì in casa. Facciamo così, possono alzare la mano i nostri leader dell'in casa, la via? Eccoli là dietro. Chi abita a Casteldazzano, Borgo Roma, Cadi David, Santa Lucia Golosine, Vigasio, Nogarola Rocca, Padova, no? Possono andare là da Giacomo e Caterina alla fine del culto, prendere il loro contatto. In casa Shalom, dove sono i nostri leader dell'in casa Shalom? Eccoli qua, non c'è Goya ma c'è Edoardo qua, guardateli lì, dopo il culto andate a parlare con loro. Dove sono i nostri leader dell'in casa Ponte di Gioia, Alsaval, Borgo Trento, Verona Centro, sono qua Anderson e Grace. Per l'in casa Rinascere di Bussolengo, là dietro nell'angolino andate a parlare con loro. E infine per casa di adorazione a Ronco all'Adice, tutti voi, eccoli qua, tutti voi di Zevio, di Caldiero, di Caldierino, di Caldieretto, di tutta quella zona là, dai, tutta quella zona là. Andate a parlare con loro alla fine del culto per rimanere aggiornati e partecipare al nostro in casa mercoledì. Prossimo avviso, il 13 di luglio, domenica, ci sarà il nostro talent dei bambini. Quindi i bambini, come vedete, non sono qua, i bambini sono tutti di là. Quindi perché stiamo dando l'avviso di qua? Perché questo è un avviso per i genitori dei bambini che devono portare i loro bambini a partecipare. Voi che avete figli o che conoscete famiglie che hanno figli, invitateli a partecipare di questo talent. Sarà una giornata proprio per i bambini in cui potranno anche esibirsi cantando una lode, predicando, recitando, danzando, suonando uno strumento, facendo quello che vogliono fare per servire il Signore. Non è un talent per dire quanto sono bravo, quanto sono bello, è un talent per insegnare anche ai nostri piccoli a servire e adorare il Signore. Abbiamo citato prima Proverbi 22:6, insegnando già ai nostri bambini piccoli a fare questo. Da grandi noi possiamo aspettarci che diventeranno grandi adoratori, grandi predicatori della parola, grandi uomini e donne davanti al Signore. Amen? Amen? Ok, grazie. Prossimo avviso, il 20 di luglio, domenica, abbiamo i nostri battesimi. Molto bene, non perdete, segnatevi veramente questa data, perché questa è una data per tutta la Chiesa, non è una data soltanto per Caitlin che si battezzerà in quel giorno o per coloro che si battezzeranno in quel giorno. È una data per tutta la Chiesa, perché tutta la Chiesa è invitata a partecipare, a rallegrarsi, a gioire, a festeggiare, a celebrare questo giorno, ma anche a mangiare insieme dopo, perché faremo un pranzo lì tutti insieme, ognuno porterà qualcosa, a giocare insieme a pallavolo, a giocare insieme a calcio, a fare una nuotata nel lago, a stare un po' insieme tra noi come Chiesa. Quindi segnatevi questa data, perché il 20 luglio a partire dalle 9 di mattina saremo a Sirmione, località Punta Gro, per celebrare i nostri battesimi. Prossimo avviso, on fire, olè! Il fuoco non si spegnerà, il nostro ritiro di giovani, di adolescenti del nostro gruppo Fusion. Se non vi siete ancora iscritti a questo ritiro, andate subito dopo il culto a parlare con Gilson, ma fate veloce perché dovrà sicuramente scappare via, perché ha una bambina appena nata a casa e non potrà stare qua troppo tempo. Quindi appena finisce il culto, prima di passare a prendere qualcosa da mangiare, andate da Gilson, ditegli: Gilson, io voglio partecipare, mio figlio voglio partecipare, voglio che mio figlio e mia figlia partecipino all'On Fire. Andate da lui e vi darà tutte le indicazioni per il nostro ritiro estivo dei giovani che sarà a settembre, vero? Amen. Ultimo avviso, ma non per ordine di importanza, sono aperte le iscrizioni al nostro corso ministeriale Seguitemi.
inizierà tra qualche settimana, c'è ancora un po' di tempo per iscriversi, ma per iscriversi è importante che tu sia nel gruppo WhatsApp della Chiesa, del nostro gruppo Siamo Uni in Cristo. Se non sei in questo gruppo non puoi entrare e iscriverti in questo corso e in tutte le altre cose delle quali mandiamo il link soltanto lì. Per questo è importante che tu sia all'interno del gruppo WhatsApp della Chiesa. Se non ci sei, devi venire a parlare con me, a parlare con la pastora Andrea, che non vedete qua, ma non preoccupatevi, è qua, ma è nella sala a fianco. Oggi sta facendo da maestra ai nostri kids, nella chiesa kids, ma venite a parlare con noi. Altrimenti andate su Instagram, nella bio di Instagram c'è il link per entrare direttamente nel nostro gruppo WhatsApp, essere aggiornati su tutti i nostri avvisi, i nostri appuntamenti, entrare a iscriversi ai vari corsi ministeriali o qualsiasi altra cosa che pubblicizziamo soltanto lì. Amen. Abbiamo finito gli avvisi. Siete contenti? Volete altri avvisi? No? Dai, non volete più avvisi? Basta. Va bene. Allora passiamo al momento della parola. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo sentire la Tua parola, vogliamo riempirci di Te, essere trasformati per mezzo di quello che oggi vuoi ministrare ai nostri cuori. Io ti chiedo, Signore, che Tu possa veramente compiere la Tua volontà in questo luogo, perché io non posso fare niente, ma per mezzo di Te noi possiamo uscire di qua rinnovati, uscire di qua trasformati, con una nuova coscienza, sapendo veramente chi Tu sei nelle nostre vite e ciò che Tu desideri da noi e per noi. Per questo, Signore, io ti chiedo che questa sera ogni occhio, ogni orecchio spirituale, la nostra mente e il nostro cuore possano essere aperti solo e unicamente a Te, alla Tua parola, per uscire di qua ripieni di Te. Già ci siamo riempiti della Tua presenza, Padre, che adesso la Tua parola possa toccare i nostri cuori. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Voglio parlarvi oggi di un argomento per me importante, spero che lo sia allo stesso modo per voi. Gesù si presenta all'interno della Bibbia, Dio stesso si presenta all'interno della Bibbia in molti modi, con molti nomi. Noi vediamo Dio già dall'Antico Testamento presentarsi con tanti nomi: Yahweh, colui che è, Adonai, il Signore, Yahweh il Re, il Dio che provvede, Yahweh Rafa, il Dio che cura, e molti altri nomi. E poi anche Gesù viene presentato nel corso di tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, in molti modi. Gesù stesso, nel Vangelo di Giovanni, si presenta con tanti parallelismi, dice: io sono la vera vite, io sono la porta delle pecore, io sono la via, la verità, la vita, io sono la resurrezione, il pane della vita, il buon pastore. Ma c'è un nome di Gesù che è un modello ricorrente in tutta la Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento viene presentato in questo modo. E questo nome è pietra, o roccia, o sasso, in tutte le sue forme. E è su questo che voglio parlarvi oggi, di Gesù come roccia, di Gesù come pietra. Vi parlo di questo perché ieri abbiamo fatto, il 20 giugno, sono stati 5 anni da quando siamo stati consacrati pastori, io e l'Andrea. È stato il primo lustro, no? Si dice, 5 anni sono un lustro, il primo lustro da pastori. E ieri abbiamo fatto tutta la giornata qua, molti di voi lo sanno, soltanto chi era nel gruppo di WhatsApp lo sa, perché abbiamo pubblicizzato lì. Se non c'eri hai perso questa occasione di essere qua in chiesa insieme a noi. Abbiamo fatto tutta la giornata in chiesa, diverse persone sono state qua con noi, abbiamo fatto momenti di preghiera, abbiamo passato la giornata in digiuno come consacrazione a Dio. Abbiamo deciso anche quest'anno, come ogni anno, di non festeggiare questa data, questa ricorrenza andando a fare un bel churrasco o andando a mangiare un sushi, no? Ma abbiamo passato questa giornata celebrando Dio attraverso una giornata di consacrazione a Lui. E eravamo qua in chiesa, abbiamo fatto preghiera, abbiamo fatto momenti di adorazione, abbiamo fatto momenti di lavoro in chiesa, abbiamo fatto diverse riforme, diversi lavori.
E abbiamo fatto momenti di meditazione della parola. Il testo sul quale abbiamo meditato ieri tutta la giornata è stata 1 Pietro capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 10. È stato il testo che ci ha accompagnato durante la giornata, abbiamo fatto diverse riflessioni su questo testo. E in questo testo Gesù ci viene presentato come roccia, come pietra vivente. E vi porto anche a voi una riflessione che ho portato ieri sera su questo testo, perché è vero, abbiamo fatto 5 anni di pastori, no, ieri, ma tante volte, no, noi magari guardiamo Instagram, seguiamo pastori su Instagram, leader religiosi, leader di lode, vediamo che hanno una vita fantastica, qualcuno di loro ha una vita veramente prospera, ma vi assicuro, fratelli, che non è così, no? Non sto dicendo non per tutti è così, ma non sempre è così. Anche questi pastori, c'è molta microfonia qua secondo me, ma non so se si deve abbassare il ritorno o qualcosa. Tutti i pastori passano per difficoltà, così come tutti quanti noi passiamo per difficoltà, no? Non soltanto i pastori le passano. E in questi 5 anni abbiamo passato per tanti momenti della nostra camminata pastorale in cui abbiamo veramente voluto dire: ma chi ce l'ha fatto fare di essere pastori di una chiesa? Perché abbiamo deciso di fare questa cosa qua? Adesso potevamo avere uno stipendio molto più alto, potevamo stare meglio economicamente, potevamo magari avere una casa di proprietà, potevamo dare ai nostri figli opportunità che oggi non gli possiamo dare, ma non solo sotto questo punto di vista economico, anche sotto un punto di vista di stare bene proprio, no? Emotivamente, perché abbiamo passato per ogni tipo di problema emotivo che si possa passare in questi 5 anni. E molte volte abbiamo pensato di gettare la spugna, come si dice. Però è interessante che quando Pietro scrive la sua prima lettera, non la sta scrivendo a persone casuali. Lo dice proprio nei primi versetti della lettera, no? Pietro dice che scrive questa lettera ai forestieri dispersi nella Cappadocia, nella Galazia, in varie regioni. Chi sono questi forestieri dispersi? Sono cristiani. Perché? Perché Pietro scrive la sua lettera, la sua prima lettera, poco dopo il 64 d.C. Nel 64 Nerone, come penso che tutti quanti sappiamo, appicca un fuoco a Roma, no? Nella città di Roma. E dei 14 quartieri di Roma, 10 sono completamente rasi al suolo da questo incendio. Nei 4 quartieri rimasti abbastanza intoccati c'è una densa popolazione di cristiani. Per questo motivo Nerone decide di buttare la colpa come capro espiatorio dell'incendio proprio sui cristiani. E da quel momento nascono le vere persecuzioni alla Chiesa. Anche prima c'erano persecuzioni ai cristiani, ma erano persecuzioni che venivano più dai capi dei giudei, quindi erano più circoscritte nella zona di Israele. Ma da quel momento, da quando Nerone dice adesso i cristiani devono essere perseguitati perché hanno fatto un incendio a Roma, i cristiani sono perseguitati in tutto l'impero romano. E quando diciamo tutto l'impero romano, a quell'epoca stiamo dicendo in tutto il mondo in pratica. E per questo i cristiani si rifugiavano nelle regioni più disperse. E è proprio loro che Pietro sta scrivendo e dice: a voi cristiani dispersi, forestieri in tutte queste regioni. E nel capitolo 2, versetto 4, Pietro dice così: a voi che state vivendo questi momenti difficili, accostatevi a Cristo, pietra vivente. Questa parola accostarsi a Cristo non è come magari potremmo intendere avvicinatevi o fare un movimento verso Cristo. Dall'originale, come è stato scritto in greco, questa parola è restate vicino a Cristo. Restate aggrappati a Cristo, restate fermi su Cristo. E questo che noi abbiamo vissuto in questi 5 anni, io lo paragono molto a quello che Pietro ha scritto in questa carta, perché l'unica cosa che ci ha permesso di andare avanti anche in mezzo a queste difficoltà è stato essere attaccato, aggrappato a questa roccia. È stato l'essere fermi in Cristo. E come per me questa è stata una grande verità che mi ha accompagnato in questi 5 anni,
oggi voglio trasmettervi questa verità perché penso che per ognuno di noi possa avere un senso per le nostre vite, perché come ho detto non soltanto io passo per afflizioni, non solo i pastori passano per difficoltà, ma tutti quanti noi nella nostra quotidianità viviamo tribolazioni. Gesù ci ha fatto una promessa di quelle che noi non vorremmo mai ricevere, no? Ma è una promessa: nel mondo avrete tribolazione. E quindi se noi abbiamo tribolazione, noi dobbiamo sapere anche come affrontare questa tribolazione, e qua Pietro ci lascia questo segreto: restate vicino a Cristo. C'è un pastore, anche ieri ho raccontato questa analogia, un pastore che fa spesso un'analogia che mi piace molto, no? Cercando di spiegare il significato della parola fede. Noi abbiamo una definizione di fede in Ebrei 11:1, no? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. È una spiegazione, una definizione di fede già abbastanza chiara. Ma questo pastore ci dice che in realtà dall'ebraico la parola fede non è traducibile. E l'unico modo per capire che cosa significa è fare un esempio, e l'esempio è questo: pensa di essere in mezzo a un fiume, no? Uno di quei fiumi che hanno una corrente molto forte, e uno di quei fiumi che alla fine c'è quella cascata che va giù, no? E se vai giù sei finito, sei morto, non c'è più speranza. E questo pastore ti dice: tu pensi di essere in mezzo a questo fiume, sei portato via dalla corrente, non c'è modo di salvarti, ma a un certo punto in mezzo al fiume riesci a vedere qualcosa. Può essere un legno, può essere una roccia, qualcosa che tu sai che ti aggrappi a questa roccia, questa sarà la tua unica possibilità di salvezza. E allora quando sei trasportato dalla corrente ti aggrappi a questa roccia con tutta la forza che hai, perché se non lo fai tu finirai giù dalla cascata e morirai. Questa roccia, questa unica possibilità di salvezza, questa è la fede, e questa roccia è Cristo. Lui è la pietra vivente, Lui è la roccia sulla quale noi dobbiamo stare fermi, fondati, aggrappati. E oggi voglio parlarvi un po' di questa roccia. Come testo per introdurre questa parola vorrei usare Matteo capitolo 7, Vangelo di Matteo capitolo 7 dal versetto 24 in avanti. Amen. Qua Gesù ha appena finito di fare il sermone della montagna, ha appena finito di dare una nuova legge al popolo di Dio, nuovi consigli, nuovi comandamenti. E alla fine di questo sermone Gesù dice così: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, i venti sono venuti, i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E invece chiunque ascolta queste mie parole ma non le mette in pratica, egli sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta. E grande è stata la sua rovina. Amen. Questa roccia, come stavamo dicendo, è Cristo. Ebrei capitolo 1 versetto 3 ci dice che Lui, Cristo, sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola. Prima Corinzi capitolo 3 versetto 11 Paolo dice che un fondamento che è Cristo è già stato posto e non si può porre altro fondamento al di fuori di quello che è già stato posto. Noi dobbiamo avere molto chiaro che il fondamento, che la base, che questa roccia della nostra vita, ciò su cui noi dobbiamo costruire la nostra casa affinché la casa non cada, è Cristo e niente al di fuori di Lui. Un fondamento è già stato posto e non si può porre un altro fondamento oltre a questo. Il fondamento è Gesù Cristo. Gesù stesso, fratelli, si pone come fondamento di ogni cosa. Gesù si pone come fondamento della Chiesa. In quel passo della Bibbia, no? In cui Gesù chiede ai suoi apostoli, raduna tutti i suoi apostoli, no? E gli dice: ragazzi,
sapete voi che cosa dice la gente di me? Chi la gente pensa che io sia? E uno risponde, ma qualcuno dice che tu sei Elia, qualcuno dice che tu sei Geremia, qualcuno dice che tu sei un profeta. Ok, ma voi che siete i miei amici più vicini, no? Voi chi pensate che io sia? In quel momento Pietro, ripieno di Spirito Santo, si alza in piedi e dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù risponde a Pietro dicendo, e io ti dico, beato, felice sei tu, fortunato sei tu Pietro, perché non è stata la carne o il sangue, non è stata la tua mente, la tua intelligenza a rivelarti questo, che io sono il Cristo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli che ti ha dato questa rivelazione. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa. Questo testo è il testo che ci parla della fondazione della chiesa, dell'istituzione della chiesa, di quello che oggi noi stiamo vivendo qua. E è un testo che purtroppo spesso è molto frainteso e noi vediamo quanto è frainteso partendo dalla Chiesa Cattolica, perché partendo da questo testo la Chiesa Cattolica afferma Pietro come primo papa. Papa è... Che cosa significa papa? Significa papà veramente, no? Ma il papa è il capo della Chiesa, è il capo di tutti i vescovi, di tutti i sacerdoti, di tutti i pastori, di tutti i presbiteri, di tutti i diaconi, il capo di tutta la Chiesa. E non solo questo, il papa è infallibile, ovvero la Chiesa paragona attraverso questo versetto il papa a Dio, dicendo che Pietro fu il primo papa. Ma questo non è storicamente vero. Voglio fare una parentesi storica affinché possiamo intendere questa falsità che oggi ci è stata comunicata e che noi non crediamo. Ma dobbiamo anche sapere perché non crediamo questo. Il primo papa della Chiesa è nato nel 607, era Papa Bonifacio. In quel tempo è interessante che l'imperatore era un certo Foca, imperatore di Roma. Nel 604, tre anni prima, Foca, questo imperatore, va dal vescovo di Roma. Il vescovo era il pastore della chiesa di Roma, no? Va dal vescovo di Roma e a quel tempo era Gregorio Magno, si chiamava il vescovo di Roma. Gli dice, senti un po' Gregorio, io voglio che tu diventi il capo di tutta la chiesa, il capo universale della chiesa. Gregorio gli risponde, ma sei impazzito? Non può esserci un altro capo nella Chiesa al di fuori di Cristo. Questa è stata la risposta di Gregorio. Purtroppo Gregorio morì 3 anni dopo e nel 607 il vescovo di Roma divenne Bonifacio. Foca era ancora imperatore, andò da Bonifacio, gli dice, Bonifacio, ho una proposta per te, voglio che tu diventi capo della Chiesa, voglio che tu diventi il capo universale della Chiesa. Bonifacio gli dice, bella idea, divento io il primo papa. Da quel momento inizia la dinastia papale. Perché la Chiesa Cattolica dice che è cominciata da Pietro? Perché circa 250 anni dopo del primo papa, all'incirca nell'850, un certo Isidoro, un francese, fa scrivere dei decreti falsi, dei decreti che vengono datati dall'anno 60 e poi dall'anno 70 e 100 e avanti così fino all'850 d.C. Tutti i decreti che affermano che i papi ci sono sempre stati e che i papi sono sempre stati perfetti nelle loro decisioni e che il governo li ha sempre appoggiati, e insomma tutti i decreti che però erano tutti falsi. Erano stati scritti da un gruppo di chierici all'interno di un monastero. Erano tutti falsi. Ma la Chiesa ha sempre creduto in questo e tutto il mondo ci ha sempre creduto. E così per 100, 200, 300, 1000 anni. Nel 1800, con l'inizio di uno studio più critico della storia e di tutte queste cose qua, anche della storia ecclesiastica, si cominciano ad avere i primi pensatori e storici che cominciano a vedere, ma chissà se questi decreti scritti da Isidoro sono veramente così come lui dice, e scoprono che tutti questi decreti sono falsi.
scoprono leggi che nell'anno 100 non esistevano e che loro dicevano che esistessero, incarichi che non esistevano e che loro dicevano che esistessero. Insomma, si scopre che erano tutti falsi. Queste carte oggi noi non li conosciamo come i decreti di Isidoro, ma li conosciamo come i falsi decreti di Isidoro. In tutta la storia conosciamo questo. C'è un brasiliano, io sono curitibano, adottato. Quanti qua sono miei conterranei curitibani? Viva Curitiba, Coxa Branca. Io sono curitibano, ragazzi. E a Curitiba c'è una piazza molto famosa, anche perché ci sono delle coscine buonissime, che si chiama Rui Barbosa, no? Confermate, fratelli curitibani? Bravi. Ma penso che questo nome, Rui Barbosa, sia un nome famoso in tutto il Brasile. Penso che ci siano strade, ci siano piazze, ci siano edifici che portano il suo nome. Questo Rui Barbosa, pensate, nella vita ha scritto una prefazione di un libro intitolato Papi e Concili. E questo libro smonta completamente i decreti di Isidoro e tutto ciò che collegava i papi agli inizi della Chiesa primitiva. Insomma, i papi non sono mai esistiti se non dal 607 e l'infallibilità papale non può essere considerata reale, perché Gesù stesso aveva posto non Pietro come fondamento della Chiesa, ma aveva posto lui. Quando Gesù dice quelle parole, tu sei Pietro, e su questa pietra sta dicendo tu sei Petros, una piccola pietra, e su questa Petras, una roccia, una pietra grande, qui io fonderò la mia Chiesa. E la Bibbia ripete questo in vari versetti. Colossesi 1:2 ci dice che egli è il capo del corpo, cioè la Chiesa. Efesini 1:22, ogni cosa gli è posta sotto i piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa. E Pietro stesso, come abbiamo visto nella lettera a Pietro, prima lettera a Pietro capitolo 2, ribadisce la stessa cosa. Avvicinatevi a Lui, non a me. Avvicinatevi a Cristo, pietra vivente. Lui è il fondamento sul quale noi dobbiamo avvicinarci, al quale noi dobbiamo attaccarci, restare ancorati, perché è Lui l'unica nostra possibilità di salvezza. La Bibbia ci parla fino dall'antichità di Gesù, di Dio come pietra. Pensate che nell'Antico Testamento uno dei nomi di Dio era El Elyon, che noi traduciamo come il Dio altissimo, ma che possiamo tradurre come il Dio della montagna o il Dio della roccia. Questo Dio potente, questo Dio grande, questo Dio che non è misurabile. C'è un salmo che Davide inizia così, Salmo 121, alzo gli occhi verso il monte. Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno. È Lui che c'è su quel monte, è Lui il Dio della montagna. È a Lui che io posso clamare, è a Lui che io posso chiedere, perché a Lui io mi aggrappo, è Lui quella roccia che solo può darmi salvezza, che solo può darmi aiuto, che come ha fatto nella mia vita, in quello dell'Andrea, in questi 5 anni, così può fare anche per ognuno di noi. Quando noi ci aggrappiamo a Lui, noi possiamo essere sicuri che l'aiuto arriverà. Quando non sai cosa fare perché la tribolazione arriva, l'afflizione arriva, Davide ci dice alza gli occhi verso il Dio della montagna, verso questa roccia che è eterna, questa roccia che è grande, questa roccia che è potente, questa roccia che è Gesù Cristo. Lui è il Dio della nostra vita. Sempre nell'Antico Testamento, in Esodo, in Numeri, ci viene raccontato un episodio in cui gli ebrei, il popolo di Israele, nella loro peregrinazione nel deserto, a un certo punto cominciano a lamentarsi perché avevano molta sete. Dio chiama Mosè e gli dice: Mosè, parla con quella roccia lì, questa roccia ti darà dell'acqua. Mosè si avvicina alla roccia, ma invece di parlare con la roccia gli dà una bastonata, no? Una pancata nella roccia gli dà, e la roccia comincia a uscire quest'acqua. Questa roccia che Mosè ha colpito era Gesù. Ce lo dice Paolo nella lettera ai Corinzi, dicendo che tutti quelli di quel popolo bevvero della stessa acqua spirituale che usciva dalla roccia, e questa roccia era Gesù Cristo. Gesù è la roccia che ci dà fonte di acqua viva.
Gesù è quella roccia alla quale noi possiamo andare a cercare l'acqua quando siamo stanchi, quando siamo afflitti, quando il peso di questo mondo ci comprime. Noi possiamo andare a trovare ristoro in Lui, possiamo andare a ristoro nella Sua parola, possiamo trovare ristoro in un momento di preghiera, in un momento di adorazione con Lui. C'è una lode che cantiamo che dice che quando noi adoriamo veniamo curati da Dio. E questo è vero, la Bibbia ci conferma, lo Spirito Santo abita in mezzo alle lodi. E quando noi prendiamo un momento con Dio, di intimità con Lui, noi possiamo bere di questa fonte di acqua di vita eterna. Gesù è questa fonte, Gesù è questa roccia da cui sgorga quest'acqua. E quando noi ci sentiamo deboli, stanchi, afflitti, noi possiamo andare a bere di quest'acqua. Isaia nel capitolo 26 ci dà un'altra qualità di questa roccia. Ci dice: confidate sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Altre traduzioni dicono: il Signore è la roccia eterna. Gesù è la roccia eterna. Gesù è la roccia di ieri, di oggi, di domani. Così come c'è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. Gesù è l'alfa e l'omega. Gesù c'era prima che tu nascessi, prima che questa chiesa nascesse, prima che la chiesa stessa nascesse, prima che Gesù stesso nascesse sulla terra. Gesù già esisteva. Gesù era in principio, Giovanni 1:1, in principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Lui è questa parola. Gesù è eterno e come eterno Lui è immutabile. Lui non cambia mai, Lui è lo stesso. E sapete questo che cosa ci può dare di consolazione e di gioia? Che quando noi prendiamo la Bibbia e cominciamo a sfogliarla e vediamo tutti quei grandi miracoli dell'Antico Testamento, quel mar rosso che si apre, quelle mura di Gerico che cadono e tutte quelle altre grandi cose. E quando noi andiamo nel Nuovo Testamento e vediamo quelle guarigioni miracolose e vediamo ciechi che recuperano la vista, vediamo oppressi messi in libertà, vediamo morti che risuscitano, noi possiamo avere una certezza: Gesù era lo stesso ieri e oggi, dove qua nel tempo in cui noi viviamo, Gesù non è cambiato. E quello che faceva un tempo, Lui lo fa ancora oggi. Quei grandi miracoli che Lui faceva un tempo, oggi noi li possiamo chiedere sulle nostre vite. E questo dovrebbe riempirci di gioia. Ma non sono solo i grandi miracoli. In questi 5 anni abbiamo visto e testimoniato, e molti di voi già hanno visto con i loro occhi tanti miracoli che Gesù ha fatto in mezzo a noi. Tanti di voi hanno già sentito, o molti di voi hanno anche visto come noi siamo in questo posto, in questo capannone che noi non avevamo condizione per avere. Non avevamo condizione per entrare qua, ma Dio ha fatto un miracolo. Dio ha fatto un miracolo con questo pulpito, portando Junior in chiesa. Dio ha fatto un miracolo con il tetto, con il pavimento. Dio ha fatto un miracolo in tante aree di questa chiesa, miracoli grandi, miracoli che noi veramente ci chiediamo: ma com'è possibile che sia esistito? E fino ad oggi la testimonianza di queste cose è qualcosa che vogliamo condividere. Ma non sono soltanto questi grandi miracoli. Ogni piccola cosa della nostra vita è qualcosa in cui noi possiamo vedere il Dio di ieri, oggi. Non sono soltanto queste cose eclatanti. C'è stato, alcuni di voi hanno partecipato al Beyond, no? Questo evento che abbiamo fatto un paio di mesi fa, un evento di adorazione, c'eravamo vari ospiti. Nella prima sessione del Beyond c'era il pastore Alessandro Villas-Boas che ha predicato una parola. In questa parola lui ha espresso un concetto che lui parla spesso di questo, anche scrive canzoni molto conosciute su questo, che è contemplare la bellezza di Dio. E quando lui ha parlato questa frase, no? Io non capivo veramente che cosa significava. Che cosa significa contemplare la bellezza di Dio?
no? È chiaro che non è qualcosa tipo vedo Dio, no? Perché noi non possiamo vedere Dio, ma che cosa significa allora? Il giorno dopo c'è stato un momento veramente speciale. Dopo, alla sera, dopo la predicazione della pastora Amy, c'è stato un momento in cui stavamo lodando e a un certo punto in mezzo alla lode io mi sono fermato a guardarmi intorno e c'erano ragazzi, giovani, ma un po' di tutte le età, che erano inginocchiati davanti al pulpito, che piangevano in un modo veramente, erano rotti alla presenza di Dio. Poi mi sono girato da un lato ho visto un giovane che pregava per un altro giovane, poi mi sono girato da un altro giovane che pregava per un adulto, poi mi sono girato e uno stava pregando per il pastore Villas Boas, no? Un giovane così. Poi mi sono girato dall'altro lato, no? Dove era il lato dove c'erano i pazzi della B-Church. Loro non stavano pregando, non erano inginocchiati, erano lì che saltavano come dei matti, tutti i giovani della B-Church. Mi sono girato dietro e c'erano altre persone con le mani alzate e in questo momento qua io mi sono fermato e ho detto: Dio, adesso ho capito che cosa significa contemplare la tua bellezza. Sapete, contemplare la bellezza di Dio, vedere il Dio di ieri, oggi, non è soltanto vederlo in questi miracoli giganteschi che la Bibbia ci descrive, che oggi noi possiamo veramente ancora vivere, ma è vederlo in tutte le piccole cose della nostra vita, perché quando noi capiamo che Dio non è un'entità lontana, una stellina lassù nel cielo, ma che Dio è presente, è reale e è nel controllo di ogni cosa delle nostre vite, noi in quel momento possiamo renderci conto che quando ci giriamo di fianco a noi e vediamo nostra moglie, il nostro marito, vediamo il nostro figlio, la nostra figlia, il nostro fidanzato, vediamo semplicemente la persona che è lì di fianco a noi, capiamo che Dio ha messo questa persona qua, che Dio ci ha dato questa famiglia, che questo miracolo del Mar Rosso sarà stato eclatante, ma io posso vedere Dio che ha formato la mia casa, io posso vedere Dio che ha dato gioia al mio matrimonio, posso vedere Dio che ha dato felicità dandoci un figlio, posso vedere Dio avendomi dato dei genitori che prendono cura di me. Oggi Cassiano può guardare di fianco a lui e vedere la bellezza di Dio nel ventre di sua moglie. Noi possiamo vedere la bellezza di Dio nei nostri fratelli della Chiesa, nella Chiesa che Dio ci ha messo intorno, persone con un unico proposito, che sono qua per rialzarci, per accompagnarci, per darci animo, per esortarci, a volte per correggerci, sì, ma questa è la bellezza di Dio. Dio mette e crea situazioni intorno a noi per farci crescere, per renderci felici, per darci quella vita in abbondanza che Gesù ci ha promesso. Non serve vedere i grandi miracoli per vedere il Dio di ieri oggi. Noi possiamo vedere molto più il Dio di ieri oggi in ogni istante della nostra vita, guardandoci intorno e contemplando veramente quello che Dio ha messo vicino a noi. Questo Dio che è la roccia immutabile, che come faceva ieri, così fa oggi nella vita di ognuno di noi. Questo Dio, questa roccia, ci viene descritta nell'Antico, così nel Nuovo Testamento, come pietra angolare. Sapete cos'è una pietra angolare? Io, fratelli, vi assicuro che ho avuto tanta difficoltà per capire cos'è una pietra angolare. Mi ricordo i primi anni che ero in chiesa, mi dicevano: la pietra angolare è una pietra che viene messa in un angolo della casa e da lì comincia a formarsi la casa. Per anni ho pensato questo. Poi mi è stato detto: la pietra angolare è il primo masso che viene messo come base della casa e da lì poi si fonda la casa. Per anni ho pensato questo. Poi, qualche anno fa, ho cominciato a insegnare a scuola. Quando ho cominciato a insegnare a scuola ho dovuto insegnare ai bambini delle elementari il popolo degli Etruschi e come gli Etruschi costruivano le porte. Gli Etruschi non facevano le porte quadrate, facevano le porte ad arco.
no? E tutti i sassi di tutti i massi con cui costruivano la porta erano uguali, erano tutti massi abbastanza rettangolari, squadrati. Ma c'era un masso che era diverso da tutti gli altri, era fatto ad angolo, era chiamato pietra angolare, o oggi noi lo conosciamo anche come chiave di volta. E questa pietra angolare veniva messa sopra la porta, ad angolo, così affinché le pietre che venivano da una parte e quelle che venivano dall'altra si fermassero in questo angolo, che da sola questa pietra reggeva tutta la struttura. Questa è la pietra angolare. Questo è Gesù. Gesù è colui che regge la nostra casa. Gesù è colui che regge la nostra vita. Gesù come pietra è colui che regge la nostra fede. Gesù è il fondamento della nostra fede. Gesù è il fondamento della nostra chiesa, così come lui stesso si è definito. E Gesù desidera che lui possa essere messo come fondamento della vita di ognuno di noi. E lui ti invita questa sera a prendere lui come fondamento della tua vita, a metterlo sopra questa porta affinché tutto quanto possa essere sorretto da lui. Lui che, come abbiamo visto prima, sorregge ogni cosa con la parola della sua potenza. E quando noi ci troviamo davanti a questa pietra come fondamento, noi possiamo fare 3 scelte, fratelli. 3 scelte, non tante di più. La prima scelta, rileggiamo la parabola iniziale, Matteo: perciò chiunque queste mie parole la mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la casa sulla roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno investito la casa non è caduta perché era costruita sulla roccia. Altro uomo: chiunque ascolta queste mie parole ma non le mette in pratica sarà come un uomo stolto che non ha costruito la casa sulla roccia. Sono venuti i torrenti, i venti, tutto il resto e la casa è caduta. La prima scelta che noi possiamo fare quando ci troviamo davanti a questo fondamento e quando riceviamo questo invito di Gesù a prenderlo come fondamento della nostra vita è quello semplicemente di: ok, abbiamo ascoltato la parola, abbiamo ascoltato questa sera il pastore Enrico che ci dice di prendere Gesù come fondamento della nostra vita, ma a me non mi interessa, io non la metto in pratica, io rifiuto questo fondamento. Questa è la prima scelta che possiamo fare, ma abbiamo già visto quale sarà la sorte di questa casa. Arriveranno i venti, la tempesta, arriverà il fiume e la casa cadrà. E questa è la sorte che tutta la Bibbia ci dice a coloro che rifiutano la parola. Prima Pietro 2, 7 e 8: per voi che credete, essa, questa pietra, è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigentata è diventata pietra angolare, pietra d'inciampo, sasso di ostacolo. Essi sono disobbedienti che inciampano nella parola. Questo è ciò che succede a coloro che rifiutano la parola. Poi abbiamo altre 2 scelte. La scelta di coloro che costruiscono sulla roccia. Vediamo che anche chi costruisce sulla roccia, no? Ugualmente a coloro che non costruiscono sulla roccia, i torrenti arrivano anche di là, i venti arrivano anche di là, le tempeste arrivano per tutti, arrivano sia per quello che ha costruito sulla roccia sia che per quello che ha costruito sulla sabbia, è uguale. Quindi chi vi dirà: se voi scegliete Gesù come fondamento non avrete più problemi? Fake news, non è vero. Avrete problemi, ne avrete doppi di problemi, perché avrete i problemi che tutti quanti hanno, anche quelli del mondo, più avete anche problemi spirituali che arrivano da questa scelta, perché il nemico non sarà felice che voi fondate la casa sulla roccia, quindi doppi problemi su coloro che fondano la casa sulla roccia. Stiate certi di questo, i problemi arriveranno. Ma puoi costruire questa casa sulla roccia in 2 modi. Questo ce lo dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno.
Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne avrà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Qua Paolo ci sta finendo la parabola che Gesù ha raccontato delle due case. Che Gesù dice: costruisci sulla sabbia, la casa casca, costruisci sulla roccia, la casa resta in piedi. Ok, questo è sicuro, ma Paolo continua dicendo: ci sono due modi di costruire sulla roccia. Un modo è costruire con oro, argento, pietre preziose. L'altro modo è costruire con legno, fieno, paglia. In che modo noi vogliamo costruire su questa fondamenta che è Gesù? I materiali ci indicano diverse differenze. La prima differenza che ci indicano è una differenza di eccellenza. No, l'oro è meglio che il legno, l'argento è più eccellente che il fieno, le pietre preziose sono più belle che la paglia. Noi dobbiamo costruire su questa casa con eccellenza. L'altra diversità che hanno questi materiali è la durata. L'oro è quasi eterno, brucia a temperature molto 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 alte. L'argento, le pietre preziose ugualmente, ma il legno, il fieno, la paglia bruciano molto facilmente. In che modo noi vogliamo costruire? Vogliamo costruire qualcosa di duraturo, qualcosa di eccellente, qualcosa di vero con Gesù? O vogliamo costruire qualcosa di così, soltanto per dare l'apparenza che stiamo costruendo? Perché questo significa costruire con legno, fieno, paglia. Questo significa costruire qualcosa che non durerà. È costruire solo per apparenza, soltanto per dire: sì, sono qua, sono in chiesa, ci sono anch'io, sono qua, mi siedo sempre su questo posto, vengo tutti i sabati, partecipo agli in casa, faccio il corso seguitemi. Ma è un esserci per apparenza, è un costruire con legno, fieno, paglia. Gesù desidera e darà ricompense migliori, perché lassù in cielo, fratelli, avremo ricompense. E a chi avrà costruito bene, con eccellenza, impegnandosi, avendo una vera vita di devozione, una vera vita di consegna a Dio, una vera vita di intimità con Lui, una vera vita di preghiera, una vera vita aggrappato alla roccia, una vera vita dicendo: io non posso andare al di fuori di questo spazio perché la mia sola roccia è Cristo, non voglio avere un piede di là e un piede di qua, non voglio andare in chiesa soltanto per essere visto, non voglio fare il cristiano soltanto perché le persone vedono che sono cristiano, far finta di essere vivo, ma in realtà essere morto dentro. No, non voglio fare questo, voglio una vita vera con Dio, voglio una vita totale di dipendenza a Dio. Se noi vogliamo veramente questo, le nostre ricompense lassù in cielo, fratelli, saranno grandi, saranno meravigliose, saranno corone di gloria, che non so che cosa siano corone di gloria lassù in cielo, ma penso che potremo avere l'aspettativa più alta di quello che noi anche immaginiamo. Fratelli, Gesù questa sera ci invita a sceglierlo come fondamento della nostra vita, come fondamento della nostra casa, come fondamento di ogni cosa, ma ci invita anche a costruire su di Lui e a costruire con sincerità. Che cosa significa questo? Significa separare momenti veri con Lui durante ogni giorno. Che il nostro Dio, la nostra fondamenta non sia il Dio del sabato, che non sia il Dio c'ho il problema, chiamo la pastora, c'ho il problema, chiamo il leader. Che non sia questo il nostro Dio, perché Dio può fare, farà. Dio è misericordioso, Dio è buono e sempre cerca di venire incontro a coloro che in qualche modo lo cercano, ma il rapporto, la relazione che Dio desidera con noi non è la relazione del sabato, non è la relazione del problema, non è la relazione della sedia,
Dio desidera che noi possiamo avere una relazione viva e attiva con Lui. Dio vuole vederci la mattina alzarci e ringraziarlo perché ci siamo svegliati. Dio vuole che noi preghiamo prima di pranzare. Dio vuole che noi apriamo il frigo di casa e diciamo gloria a Dio perché oggi posso mettere da mangiare sulla tavola per i miei figli, perché la mia roccia è immutabile, è lo stesso ieri, lo è oggi e lo sarà in eterno. Dio vuole che noi possiamo rendergli gloria quando noi guardiamo le persone della nostra casa, guardiamo i nostri fratelli della chiesa, guardiamo il nostro posto di lavoro. Possiamo avere un momento con Lui di contemplazione di questa bellezza che Dio ci ha dato. Dio vuole che abbiamo veri momenti di adorazione a Lui. Dio vuole che noi abbiamo momenti di lettura della parola. Ma, fratelli, non è soltanto la lettura del Salmo 23, magari il primo versetto e basta, perché già sapere che il Signore è il mio pastore mi basta, no? Dio vorrebbe che noi lo conoscessimo e lo conoscessimo in profondità, che su questa fondamenta noi costruiamo bene, con oro, argento e pietre preziose. E sono più che sicuro che tutti coloro che si aggrapperanno a questa roccia, così come io ho fatto in questi anni, mia moglie ha fatto in questi anni, potrà andare avanti per molti e molti anni, perché il Signore è la roccia dei secoli, ringraziando Dio e vedendo le meraviglie che Lui può fare nelle nostre vite. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? Amen. Non voglio fare un appello, una preghiera speciale questa sera, ma in base a quello che lo Spirito Santo ha ministrato al tuo cuore oggi. E vorrei che tu potessi guardare dentro di te e se tu riconosci che ancora non hai deciso di costruire la tua casa, la tua vita su questo fondamento che è la roccia di Cristo, che tu cominciassi a pregare in questo momento, che tu cominciassi a pregare veramente Dio, cominciassi a chiedere: Dio, fammi vedere la tua bellezza, fammi vedere la tua bellezza in ogni momento della mia vita, affinché io possa veramente decidere di consegnare la mia vita a te, di aggrapparmi a questa roccia, di consegnarmi completamente, interamente a te. Se tu hai già deciso invece nella tua vita, nella tua camminata di consegnare la tua vita a Gesù e stai costruendo una vita su questa roccia, su questo fondamento, vorrei che tu potessi in questo momento cominciare a meditare in che modo stai costruendo. Stai costruendo bene, stai costruendo con materiali preziosi, stai costruendo in un modo eterno, stai costruendo in verità una relazione profonda con Dio, oppure stai costruendo male, stai costruendo per apparenza, stai costruendo per fare felice tua moglie, tuo marito, per fare felice i tuoi genitori, i tuoi figli, stai costruendo soltanto per avere una vita di apparenza. Io sono certo che Gesù desidera che tu possa cominciare a costruire bene, che ognuno di noi in questo momento possa meditare sulla propria vita, e finché prego che lo Spirito Santo possa illuminarci e toccare nuovamente i nostri cuori. Prega insieme a me in questo momento, prega il Padre, medita insieme a Lui in che modo stai costruendo sul fondamento di Cristo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata, per questo culto, ti ringraziamo per questa parola. E io ti chiedo, Signore, in questo momento che tu possa cominciare a toccare il cuore di ognuno di noi, che tu possa cominciare a toccare la nostra vita spirituale, che, Signore, tu possa iniziare a rivelarti in un modo nuovo a tutte quelle persone che ancora non hanno capito come contemplare la tua bellezza, che tu possa rivelarti in un modo nuovo a coloro che ancora non hanno preso te come fondamento della loro vita, che ancora non si sono aggrappati a questa roccia e sono portati via dalla corrente su questo fiume.
Signore, fagli vedere che tu ci sei, che tu sei la roccia alla quale possono aggrapparsi, alla quale possono costruire questa casa. Una roccia eterna, una roccia che sgorga acqua di vita, una roccia salda, una roccia che non muta, ma che è la stessa ieri, oggi e sempre. E a tutti coloro, Signore, che già stanno costruendo una vita su questo fondamento, che già hanno ascoltato e hanno accettato la tua parola, che hanno cominciato a praticare questa parola, ma che non la stanno praticando nel modo corretto, che la stanno praticando per apparenza, che stanno costruendo con legno, con paglia, con fieno, con materiali deperibili, una vita che non può andare in eterno, una vita che non può andare lontano insieme a te. Signore, vieni a rivelarti in un modo nuovo, a toccare il loro cuore questa sera, il nostro cuore questa sera. Facci, Signore, avere più momenti di intimità con te, una relazione vera e duratura con te. Facci avere momenti di preghiera, momenti seri, veri, reali con te, in cui possiamo crescere nella tua presenza. Momenti di lettura e meditazione della parola, momenti di adorazione, momenti di contemplazione a te. Signore, qua c'è una chiesa che desidera essere costruita sul tuo fondamento, una chiesa che come pietre viventi vuole essere edificata su di te. Signore, che noi possiamo essere edificati bene, edificati realmente, in verità, in spirito e verità, così come la tua parola ci chiede. Benedici, Signore, la tua Chiesa, comincia a toccare i nostri cuori questa sera, che possiamo uscire di qua rinnovati, diversi da come siamo entrati, con questa realtà, con questa verità che penetri il nostro cuore. Tu sei la roccia dei secoli, tu sei il fondamento della nostra vita, tu sei il fondamento della nostra casa, tu sei il fondamento di questa Chiesa, e su di te noi vogliamo costruire e costruire bene. Per questo noi ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Le parole non basteranno mai per esprimerti
la sua presenza, per tutto ciò che ci ha fatto sentire, perché il suo spirito è stato qua, la sua gloria ha riempito questo luogo, e io sono sicuro che come me molti di voi possano uscire di qua avendo ricevuto qualcosa da parte dello Spirito Santo. Amen. Hai ricevuto qualcosa da parte dello Spirito Santo? Amen. Non sono stato solo io. Amen. Stiamo per terminare, dopo ci sarà qualcosa da mangiare lì fuori, restiamo un po' insieme, non scappate via. Ci sono da festeggiare i compleanni di questa settimana, qualcuno ha compiuto gli anni durante l'ultima settimana. Nessuno ha compiuto gli anni? Antonio ha compiuto gli anni, wow. Qualcun altro? Nessuno. Anniversari di matrimonio, anniversari di cittadinanza, anniversari di... basta, niente. Domani, settimana prossima, non mancare la settimana prossima, mi raccomando. Amen. Allora facciamo una preghiera per terminare questo culto, chiedendo la benedizione di Dio sulle nostre vite, sulle nostre case. Se puoi fare così con le tue mani, non è che se fai così la benedizione arriverà di più, ma che sia un qualcosa di profetico, ricevendo la benedizione di Dio nella nostra vita e nella nostra casa. Amen. Chiedendo che l'allegria che viene dal nostro Signore Gesù, che la speranza che viene da Lui, da questa roccia ferma che è Lui nelle nostre vite, chiedendo che la salute che viene da Lui, tutto ciò possa riempire le nostre case, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutta la Chiesa, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù.